Buonasera, bentrovati. Veneto Globe Sport, l'appuntamento settimanale, o meglio giornaliero, ma che inizia proprio dal lunedì e termina il venerdì per l'intera settimana fatta di notizie sportive, di interviste e di reportage. Eccoci all'appuntamento quindi con una serie di notizie che iniziano dalla pagina internazionale e nazionale e poi vanno naturalmente sul regionale e sul locale che vedono notizie sempre più fresche per quanto riguarda la settimana che andiamo ad iniziare. venetoglobe.com, ci potete vedere sul web tv appunto www.venetoglobe.com oppure sul canale 813 per l'intera provincia di Belluno, 813 del digitale terrestre, in attesa poi di ampliare questo digitale terrestre per farci vedere un po' in tutto il Veneto. Andiamo ad iniziare e iniziamo con la Formula 1, sì, perché la Formula 1 è con una situazione Ferrari veramente brutta. Nei giorni passati ha visto purtroppo un cambio improvviso nelle alte sfere della casa di Maranello a causa delle gravissime condizioni di salute di Sergio Marchionne, che visto l'aggravarsi della situazione è stato sostituito nel CDA da John Elkann. Per quanto riguarda invece l'automobilismo vero e proprio, la Formula 1, la Ferrari, il Gran Premio di Germania ha visto la vittoria di Lewis Hamilton con Vettel, il ferrarista che sbaglia una curva e spalanca, dà via libera a Lewis. Terzo l'altro ferrarista Raikkonen. Passiamo al tennis adesso, che ha visto nel fine settimana due italiani in finale nei due tornei internazionali in cui erano impegnati. Cominciamo da Fognini, che era impegnato a Båstad in Svezia, ha vinto contro il francese Gasquet per 2-1. Ad Umago invece in Croazia Marco Cecchinato ha affrontato l'argentino Pella vincendo al tie break nel secondo decisivo set. Non era mai successo che due italiani vincessero, guarda un po', anche nello stesso giorno, oltre che nello stesso anno e nello stesso mese, ma nello stesso giorno non era mai successo. Golf italiano veramente alle stelle, grande exploit di Molinari che entra nella leggenda vincendo il British e diventando per il momento il numero 1 al mondo. La nazionale Under 19, di cui abbiamo parlato abbondantemente la settimana scorsa, ha raggiunto il proprio obiettivo, ha pareggiato 1-1 contro la Norvegia dopo essere andata in svantaggio e ha festeggiato il passaggio diretto alla semifinale del torneo e in più ha guadagnato il pass per i mondiali in Polonia. Ancora adesso nel calcio locale, nel calcio che siamo pronti a vivere, perché già da oggi si comincia a sudare per qualche squadra, soprattutto per le squadre di Serie D. E allora se diamo già per assodato che la Serie D sarà il prossimo campionato del Montebelluna che ha iniziato oggi i suoi allenamenti, alle 15 la consegna dell'abbigliamento, alle 16 l'inizio vero e proprio degli allenamenti alla guida di Checco Feltrini. Il nostro servizio. Presidente, si inizia? Sì, si reinizia. Due mesi fa non avrei pensato di essere di nuovo qua. Poi ho visto che c'era una fila troppo lunga di pretendenti e non sapevo quale scegliere. Allora ho deciso di rimanere, a parte la battuta. A parte la battuta, ma come mai non ci sono quelli che vorrebbero aiutarla? Ma aiutare forse è un verbo sbagliato. Secondo me c'era qualcuno che doveva eventualmente, che avrebbe dovuto eventualmente subentrare in toto, perché io sono subentrato in toto, non mi va di fare delle coabitazioni e quindi eventualmente ci sarebbe stato qualcuno che poteva e avrebbe dovuto, visto anche tutte le critiche che avevo ricevuto a suo tempo, entrare e prendersi in mano la patata bollente. Poi ho pensato che non era il momento, sarebbe stata una doppia sconfitta, una retrocessione e mollare in questo momento non mi pareva fosse la decisione più consona anche al mio carattere, qualcuno di
dei suoi colleghi a suo tempo, ha detto ma tu non sei quello che molla e butta tutto alle ortiche. Aveva visto giusto, probabilmente conoscendo un po' del mio carattere. Quindi ho ripreso in mano la voglia di far bene, ho cercato assieme ai collaboratori di fare una squadra, non dico importante, ma una squadra che fosse più competitiva dell'anno scorso. Poi sulla carta uno è sempre competitivo e bisogna vedere poi alla fine i punti cosa portano in classifica alla fine della giostra. Io penso che abbiamo allestito una squadra, anche se non è completa al 100%, penso sia abbastanza competitiva almeno per farmi stare tranquillo alla domenica sera. Ecco, ha detto bene, siamo qui di nuovo perché è di nuovo Serie D. Sì, perché è di nuovo Serie D, la classifica della graduatoria parla chiaro, ci sono almeno 6-8 posizioni da riempire, noi siamo primi in classifica, per cui manca solo l'ufficialità, diciamo che non è ancora arrivata, ma siccome la graduatoria è ufficiale ci siamo. Indipendentemente da questo, comunque questa era la squadra che io avrei fatto anche per l'eccellenza, quindi avrei voluto subito tornare su in ogni caso, perché il centenario, perché è una rivincita, perché Montebelluna secondo me merita una squadra che sia più competitiva di quello che magari abbiamo avuto l'anno scorso, anche se secondo me ci sono stati degli errori che andavano al di là della classifica. Facciamo un bilancio anche per quanto riguarda le altre squadre, quindi abbiamo detto Montebelluna che ha iniziato quest'oggi, come quasi tutte le Serie D in giro per l'Italia, i vari gironi si stanno già preparando, qualcuno ha già iniziato per la Coppa Team, come il Matelica di Tiozzo per esempio, lo citiamo perché aveva trascorsi appunto nel veneziano e nel trevigiano, poi con il campionato del Mestre. Per quanto riguarda invece le altre squadre, allora inizieranno per esempio il Giorgione il 25 luglio agli ordini del tecnico nuovo Perrone, mentre poi toccherà a Liventina, Treviso, Vittorio Veneto ritrovarsi il 30 di luglio. Questa sera intanto al Barco di Pieve di Soligo presentazione ufficiale dell'Eclisse Careni Pievigina, quindi presentazione della nuova squadra che si ritroverà poi per sudare sui campi di Solighetto il 31 luglio agli ordini sempre del tecnico riconfermato Della Bella. Andiamo in casa a Treviso adesso. Il Treviso sarà sicuramente la squadra su cui si porranno le maggiori attenzioni in questo campionato di Serie Eccellenza, vi dicevo, sarà il campionato anche che guarderemo noi di venetoglobe.com e Veneto Globe Sport con più interesse. Andiamo in casa a Treviso a sentire che aria si respira, ne abbiamo parlato l'altro giorno con Andrea Seno che riascoltiamo. Siamo con Andrea Seno, Calcio Treviso. Andrea, è un ritorno? Sì, diciamo l'ennesimo ritorno. Prima è stato qua da giocatore, poi da direttore, eccomi qua di nuovo da direttore sportivo, è una nuova avventura, altra categoria, altre problematiche, ma l'entusiasmo sempre lo stesso. Ecco, altra avventura hai detto, quindi ripartirete da questo campionato di eccellenza che si presume e si prospetta veramente tosto. Sì, nelle squadre che si stanno attrezzando sembra dall'avvento del Mestre diventa un campionato divertente, bello, competitivo, quindi maggior soddisfazione di partecipare e di sperare di vincere. Ho visto un po' di giocatori che girano, oggi si parlava di Djukic anche? Sì, con Djukic abbiamo raggiunto l'accordo verbale, dovremo vederci domani per mettere nero su bianco, un giocatore che abbiamo inseguito, un bel difensore che ha anche dei gol importanti che può portare, esperienza, fisicità, poi soprattutto la persona, perché vogliamo comunque formare un gruppo sano e che sia competitivo sia in campo, ma soprattutto che ci sia una continuità e anche uno stile del calcio Treviso. Al di là appunto, ecco, mi hai anticipato, al di là della rosa che starai completando e starai facendo, c'è questo stile Treviso da riprendere proprio in piena regola, anche con il tennis e anche con le varie problematiche che ci sono state, no? Sì, con l'amministrazione stiamo discutendo, sempre, anzi la ringrazio pubblicamente perché è disponibilissima a mettere in piedi di nuovo la concessione per il tennis e ci ha fatto sentire la sua vicinanza appena insediata, quindi grazie all'amministrazione.
E poi anche loro ci tengono che il calcio Treviso torni a rappresentare la città nelle categorie che gli si compete più alte, insomma, perché vedere il Treviso in eccellenza già mi dà un fastidio enorme, quindi spero in pochi anni di portarlo almeno nei professionisti, insomma. Hai mantenuto l'ossatura con Graziano in cabina di regia, era dovuto dopo un buon campionato fatto? Ma sì, perché cambiare tanto per cambiare o portare gente che comunque conosco tanto che ha lavorato bene, lui ha dimostrato negli ultimi mesi, al di là dei risultati che ha vinto la Coppa, di tenere un ambiente che non era per niente tranquillo, che ha avuto mille difficoltà, quindi questo gli va riconosciuto, la squadra mi sembrava ordinata, quindi perché non cominciare da lui? Andrea, che dire poi ai vostri tifosi, perché da una parte sono un po' in fermento, dall'altra aspettano e aspettano, hanno ragione di aspettare. Ma sì, ma io ho sempre apprezzati come tifoseria perché comunque sono sempre stati vicini, anche l'anno scorso io un paio di volte sono andato a vedere la partita e sono rimasto comunque sorpreso, anche se riconosco del loro attaccamento a questa squadra, ma anche in maniera numerosa, cioè, sono fantastici sotto questo aspetto. Come hai programmato questo avvicinarsi alla partenza del campionato? Beh, prima cosa abbiamo cercato le strutture, ti ripeto, abbiamo fatto una convenzione con Silea che dovrebbe essere siglata oggi per avere la disponibilità della struttura per l'allenamento, per la prima squadra, soprattutto per il settore giovanile che ci tengo molto, non sarà facile perché ci vogliono anni per formarlo, però ci stiamo lavorando anche con la collaborazione di Albino Pilon e Davide, certo, e di Diego Scandolin, quindi ben venga chi vuole di nuovo iscriversi al calcio Treviso, li accogliamo a braccia aperte. Le strutture sanitarie, perché abbiamo fatto una convenzione col centro Chinè che ci supporterà sotto l'aspetto sia di prevenzione che durante l'anno con 2 fisioterapisti e un dottore. E io penso che questi siano segnali importanti anche per chi viene a Treviso. Quindi abbiamo parlato, come avete sentito, abbiamo parlato di calcio Treviso in questo istante, in questo caso con Andrea Seno e in precedenza con il Montebelluna per quanto riguarda la partenza, quindi Serie D ed Eccellenza. Per quanto riguarda la promozione, tutto è a posto, le squadre trevigiane sono già al via, sono già pronte, hanno già deciso i tecnici e il raduno che inizieranno intorno al 6 agosto. L'unico non aver deciso è ancora il Cornuda Crocetta, che non ha deciso dove ritrovarsi o quantomeno quando iniziare e con che allenatore iniziare, quindi aspettiamo buone nuove dal Cornuda Crocetta. Lasciamo il calcio e passiamo al rugby. Benetton Treviso Rugby è salita a Calalzo quest'oggi per la preparazione in montagna. Ci sono 44 giocatori più lo staff che si alterneranno sul campo e in palestra per la seconda parte di questa dura preparazione estiva. Alla Ghirada, prima della partenza, avevamo ascoltato Marco Zanon. Eccolo. Parliamo subito, Marco, di questa esperienza tua tra gli emergenti. Sì, quest'estate ho avuto la prima esperienza con gli emergenti, ho fatto l'esordio a giugno, siamo andati in Uruguay, abbiamo fatto la Nation Cup. È stata una bella esperienza personalmente perché gli allenatori, lo staff mi hanno dato opportunità di giocare tutte e 3 le partite con Uruguay, Argentina e Figi. Purtroppo abbiamo mancato i primi 2 match di dettagli agli ultimi minuti, ma non ci conoscevamo tanto come gruppo. E invece abbiamo concluso bene con le Figi, che è stata una partita molto particolare, però come esperienza è stata molto positiva. Da un'esperienza importante ad un arrivo in una società importante come la Ghirada, come la Benetton, quanto importante è per te, anche perché già conosci? Per me è un onore essere dentro questo club, ci sono grandissimi giocatori che seguivo da quando ero piccolo. Io provengo da Bassano, che è una città qua vicina, a 50 km, e quindi da bambino venivo sempre qua a vedere le partite. È un'esperienza molto bella, importante e non vedo l'ora di iniziare. Infatti ho avuto 2 settimane di pausa dal Nation Cup all'inizio della pre-season qua e sono molto contento e non vedo l'ora di iniziare. Marco, cosa ti aspetti da questa stagione? Quali sono i tuoi obiettivi?
Beh, in una stagione possono capitare tantissime cose. Come obiettivo mi sono prefissato di lavorare duro alla pre-season farla al 100%, stando con i miei compagni, facendo gruppo e iniziando il campionato il meglio possibile. Ci sarà competizione naturalmente anche nel tuo ruolo. Certo, davanti ho 5 giocatori di esperienza, sicuramente più di me, e in cui dovrò imparare molto da loro, però sono molto positivo. Cosa vuol dire aver già vissuto particolarmente l'ambiente? Ho avuto l'opportunità la stagione scorsa di esordire, ho giocato 5 partite. Diciamo è un aiuto perché sono già stato integrato nel gruppo, conosco molti altri giocatori in cui ci sono state praticamente tutte conferme, riconferme, e quindi lo vedo come un aiuto. Ecco, spieghiamo magari a chi non conosce, non sa, tu l'anno scorso anno sei partito da permit, diciamo, adesso ci saranno parecchi permit quest'anno. Che cosa ti senti di dire a questi ragazzi? Tu insomma hai avuto la tua grande occasione e l'hai sfruttata. Come consiglio posso dargli di individuare il giocatore di ruolo e chiedergli informazioni, aiuti, studiare soprattutto fuori dal campo. Questo posso dirgli, poi è personale come percorso. Marco, in bocca al lupo. Grazie. Crepi. Quelli del Benetton Rugby li ritroveremo in alta quota, li ritroveremo a Calalzo anche in questa settimana, e per rimanere sempre nell'ambito rugbyistico vi ricordo che c'è stato un cambio di nome del campionato prossimo di eccellenza, così si chiamava. Adesso prenderà il titolo di Top 12, inizio fissato per il 15-16 settembre, finale il 18 di maggio. Pronti anche i 2 gironi di Coppa Italia che vedranno al via intanto le venete, che sono Sandona di Piave, Mogliano, Verona e Valsugana Padova. Con questa notizia termina il nostro appuntamento di Veneto Globe Sport, l'appuntamento sulla nostra web tv venetoglobe.com ogni giorno 19:30, in replica registrata alle 23:30. Ci trovate anche sul canale 813 del digitale terrestre, ma soltanto per il momento se abitate in provincia di Belluno. A tutti voi buona serata e a risentirci a domani.